Nel secolo XI, a Vercelli, nacque un bambino di nome Guglielmo. Fin da piccolo Guglielmo amava la solitudine e la preghiera. A 14 anni decise di partire per un lungo pellegrinaggio a piedi fino a Compostela, in Spagna, per visitare il santuario di San Giacomo. Indossava una semplice tunica e un cilicio e affrontò freddo, fame, pioggia e molti pericoli con grande coraggio. Guglielmo desiderava anche visitare la Terra Santa, ma non poté realizzare questo sogno. Decise allora di vivere da eremita sul Monte Solicchio, dove trascorse 2 anni in preghiera e digiuno, dormendo sulla nuda terra. La sua santità divenne nota dopo aver ridato la vista a un cieco, attirando molte persone che volevano vederlo e parlare con lui. Disturbato dalla crescente attenzione, Guglielmo pensò di recarsi a Gerusalemme, ma durante il viaggio ebbe una visione divina che gli rivelò un diverso piano. Si fermò nel regno di Napoli e si nascose in una selva, riprendendo la sua vita eremitica. Alcuni boscaioli lo scoprirono e parlarono delle meraviglie che avevano visto, attirando molti visitatori. Per evitare queste visite, Guglielmo si trasferì su Monte Vergine, un luogo aspro e quasi inaccessibile. Anche qui venne scoperto e numerosi giovani, desiderosi di seguire il suo esempio, si unirono a lui. Per accogliere tanti postulanti, Guglielmo iniziò a costruire un monastero, tracciando linee, scavando fondamenta e portando materiali con l'aiuto dei suoi seguaci. Così nacque il monastero di Montevergine. Guglielmo ispirò molti altri giovani a unirsi a lui e fondò nuovi monasteri. I suoi seguaci vivevano secondo i consigli evangelici e le regole di San Benedetto. Molti miracoli vennero attribuiti a Guglielmo. I muti parlavano, i ciechi vedevano, i sordi sentivano e gli ammalati guarivano. Una volta trasformò l'acqua in vino e, in un'occasione, si ravvoltolò nudo su carboni ardenti per vincere una tentazione. Un giorno, Ruggero, re di Napoli, venne a conoscenza delle meraviglie compiute da Guglielmo e iniziò a venerarlo profondamente, raccomandando se stesso, la sua famiglia e il suo regno alle sue preghiere. Guglielmo, prima di lasciare questo mondo, benedisse i suoi seguaci, lasciando un'eredità di virtù e miracoli che avrebbe ispirato generazioni. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.